mother, we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, I'm starting to feel you, boy. I'm in my club, listen, baby, let's make this sexy. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, let's make this perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Dimmi Giuseppe, come dovrebbe essere il tuo ideale di donna? Deve essere bionda, con i capelli lunghi, piatto di me. Più alta. Sì. Poi bella secca. Bella secca, cioè la vuoi magra praticamente. Anzi, mi viene meglio. Certo, perché se giustamente poi gli devi dare un passaggio deve essere abbastanza leggera. Certo. Dimmi Giuseppe, tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Muratore, poi appena finisco il muratore vendo queste pettamate e mobili faccio. Cioè tu oltre a fare il muratore fai anche il falegname? No, mobile, vendo mobili. Vendi solo mobili? Sì. Cioè questi mobili fai praticamente il commerciante, no? Sì, commerciante con amico mio. Perché mi dà pure alloggio da mangiare, fai dire. E basta. Esattamente. E dove abiti tu a Mazzara del Vallo? Campobello. A Campobello di Mazzara. Però lavori a Mazzara del Vallo? No, a Campobello pure. Lavori sempre a Campobello. E a Mazzara del Vallo che ci fai? Passeggio, vai. Per passeggiare te ne vai a Mazzara del Vallo, logicamente. Per cercare sempre la tua anima gemella. Sì, o a Palermo, o a Bagheria. Quanti anni dovrebbe avere questa tua anima gemella? 28, 29. Cioè la vuoi più grande? Sì. E come mai, Giuseppe, dimmi? Ti piace la donna matura? Certo. Perché... Allora dimmi Giuseppe, voglio farti un'altra domanda interessante. Tu hai degli hobby? No. Non ne hai hobby? No. Come passi il tempo, Giuseppe? Bene. Lo so, ma dico come passi, cioè praticamente durante la giornata tu che fai? Che faccio? E poi finisco di lavorare, esco un po', mi vado a ritirare verso i 5 e 4 di mattina. Cioè adori andare in discoteca? Sì. Ti piace lo sport? Ogni tanto ci vado. Tu fai sport particolari? Sì, e poi finisco di lavorare pure. Sì, che tipo di sport fai? Corro... Ah, ti piace la corsa allora? Sì. Allora dovrei fare footing? Sì. E poi vado a giocare a calcio anche. Oltre al footing tu praticamente fai il calcio? Sì. Perché martedì ci vado a cadere setta. Esatto. E poi perché c'è anche il mio bambino che mi fa correre, vado anche a Roma o a Perugia, anche dove qualsiasi paese vado io. Non deve essere magari minorenne a farsi fidanzata, capito? Esatto. Dimmi Maurizio, parliamo di hobby. Quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata? La passo la giornata lavorando e poi vado a casa e poi mi lavo, poi mi sto a guardare la TV, poi se c'è da addormentare vado alla mia stanza e ti addormenti logicamente? Sempre se hai sonno? Sì, a volte mi sento canzoni napoletane. Solo napoletane oppure ascolti anche canzoni di discoteca? Sì, a discoteca sì napoletane, però mi piacciono troppo assai le canzoni napoletane. Ti fanno, diciamo, riflettere all'amore? Certe cose, sì. Sia all'amore, sia da tante cose. Esatto, quindi la tua ragazza dovrebbe avere diciamo, i tuoi stessi requisiti o per te non ha importanza se non piacciono le canzoni napoletane? No, se lei ci piace canzoni discoteche va bene, le sentiamo, però se non ci piace canzoni napoletane va bene anche lo stesso, basta che se le senti. Tu ci abitui, diciamo? Sì, mi ci abito lo stesso, canzoni napoletane o discoteca è lo stesso. Dimmi, per quanto riguarda invece i divertimenti, a te piace andare in discoteca? Sì, molto. Ti piace molto ballare? Sì, pure se non so ballare giusto, però mi piace ballare. Hai un carattere dolce? Ogni tanto.
Se c'è qualcuno che mi fa arrabbiare oppure mi toccano agli amici, mi arrabbio e gli parlo per dirci cosa c'hai, che problema hai, poi si danno delle botte, poi mi arrabbio anch'io. Certo, è logico. Qualsiasi ragazzo fa queste cose. Certo, se ti danno delle botte, logicamente non è che puoi ridere. Certo. Va bene Maurizio, abbiamo detto ai nostri telespettatori sempre da solo.